No, I'm not a writer. Ho lavato le scarpe con la spugnetta. Ebbene dai, vedi a volte com'è semplice la vita. Adesso non so se sta iniziando a piovere di brutto, non vorrei grandinasse, allora ho fatto caso, già che ero qua sotto al distributore, mi sono messo qua sotto. Devo montare gli oscuranti perché non mi piace il casino qua. Porca troia, vuoi un caffè? Già che butto su? No? Prima è durata mezz'ora. Dai che roba, basta che non grandini. Oh, caffè. Ugoffi. Vabbè, ma non grandina, è solo pioggia. Vabbè, ormai mi faccio il caffè. Cazzo che bello, sto facendo lo zingaro. Ciao Amy. Comunque sarebbe bello pulito, no? La mia doccia, mi lavo le mie robe. Cazzo figata. Sto camper qua. Oh, chiesetta di San Rocco, molto bella. Mi sono girato, sono tornato indietro perché voglio fumarmi una cicchetta. Io sempre nei bei posti, se proprio devi fumare almeno fallo bene. Wow, che temporalone che c'è, ragazzi. Eccola là. E la vita è bella, basta avere l'ombrella. Ah, vedi che bei posti. Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Io sono un addetto ai lavori, magari non di quella chiesa o non delle chiese, però comunque lavoro anch'io, capisci? Quindi sono un addetto anch'io di qualcosa. Che mona, adesso mi è venuto in mente, sì Amy, il ragazzo quello col drone, no? Che mi sono fermato a ciacolare. Cazzo, potevo chiedergli se mi attaccava un attimo la mia GoPro nel suo drone e cazzo mi avrebbe detto di sì, di sicuro. E così facciamo il video della zona, no? Col mio camperino nel selvaggio. Che mona che sono stato. Vabbè dai, il prossimo che ha il drone mi fermo a attaccare il bottone e gli cazzo dentro la GoPro. Buondì. Ma mi sono appena svegliato, come mai non c'è un bel panorama in giro? Perché oggi è il gran giorno che monto la batteria dei servizi, la prima, dopo vediamo la seconda in base ai consumi, no? Perché ho detto mi riempio di peso per niente, magari non serve, no? Magari servirà il giorno che metterò il webasto. E quindi ho preso appuntamento alle 8 di mattina, che è una brutta parola per me, cioè è quasi una bestemmia dire 8, 7 di mattina, 6:50 è proprio il massimo, è la blasfemia. Comunque, a parte quello, mi sono messo a dormire davanti all'elettrauto, no? L'elettrauto nuovo di questo altro paese dove mi sono momentaneamente trasferito per lavoro. Così adesso dovrebbe aprire e quando apro intanto gli porto il camper. Vado al lavoro in bici, ci sarà un 3 km qualcosa, 4 da qua al lavoro. Non è assolutamente un problema, anzi benissimo. L'unico problema è che spero non venga su brutto tempo, che non piova. Ci sono di quei nuvoloni. In ogni caso ho messo la tuta da pioggia dentro in zaino. Il Scarface lo lascio qua. È stato bellissimo ieri sera. Arrivato qua, sono fatto il mio bicchiere di rossa, sono andato a vedere i negozi, perché c'erano e qua è tipo zona industriale, ma ci sono comunque negozi di roba per lavoro, idraulica, eccetera, con le vetrine e tutto quanto, no? E allora ero lì che guardavo le vetrine sorseggiando il bicchiere. Bellissima la scena, bellissima. Mi piace, c'ero solo io. Non c'era nessuno, adesso ha aperto il tipo? No, ancora no. Ah, che non ti ho detto cosa ho bestemmiato ieri sera. Allora, a parte la lucetta a targa giù da basso, quella che mi hanno ciulato, l'ho rimontata su e va bene. Abbiamo sistemato un attimo le frecce, che comunque faccio rivedere adesso all'elettrauto, perché adesso tutto a LED, i stop, posizioni, frecce, tutto quanto, solo che quando metto le frecce vanno più lente, diciamo, no? Comunque non si accende nel cruscotto la spia delle frecce e non fa neanche rumore tic tic, quindi io ho sempre il dubbio, funzionano, non funzionano, anche perché nonostante abbiano una luce mega V-Power, con le luci delle altre macchine e dei lampioni non sempre le vedi, no? E dopo ieri sera con lo zio abbiamo montato la zanzariera nuova, finalmente è arrivata, porca di quella troia. Ho 50.000 picci GoPro e qua non ce l'ho, vedi? Qua doveva starci un piccio GoPro. Ah vabbè, mai paura, lo appoggio lì. E ora qua, questi hanno i nuovi attacchi, vedi? Guarda che bello. Questa è la zanzariera, bellissima. Adesso è tutto nuovo, guarda che
Guarda come va su, devo tenerla duro, se no giustamente è tutto nuovo. E qui gli oscuranti, ecco qua, l'unica cosa, eccola, gli aganzi là. Allora, dentro aveva il solito bianco sfigato, l'unica cosa che veramente non capisco, devo farmela spiegare, gli altri fuori erano color tipo specchio, no? Sai, per riflettere i raggi solari, no? Questi qua sono neri fuori, nero, e mi attira il sole, no? Non l'ho capita sta cavolata, proprio non l'ho capita. E dopo ho montato quella grande lì. Quella grande abbiamo dovuto tagliarla perché era anche molto alta, però mi va bene così, così mi è rimasto il piccio per la GoPro e lì posso appendere altri picci o fotografie, qualcosa. Faccio o cambiarla di colore dentro. Un giorno vedo, mi studio. Fuori resta tutto bianco, così pulito, secondo me, senza foto né niente, insomma. Bene, dai, sta venendo veramente un capolavoro. Anche qua il solito discorso, oscurante e zanzariera. Ho messo la zanzariera sopra e l'oscurante sotto. Anche non l'ho mica capita. Ero lì in autoscuola, no, al lavoro, e stavo facendo delle cose, delle iscrizioni a della gente. E c'era sta ragazza, doveva fare l'iscrizione anche lei, che mi si è messa così nel banco a fissarmi. Io facevo finta di non vederla, poi ogni tanto la guardavo, mi sorrideva. Avevo fatto sta che le ho scritto per WhatsApp, tirando fuori la scusa di guida, eccetera, però boh, è rimasta fredda, non so, non capisco, vabbè, devo mandargli domani degli orari. Strana sta roba, molto strana. E oggi sono qui nel mio posto tattico vicino al parco. C'è una pioggia bellissima, prima è venuto giù un acquazzone che metà faceva basta, e stavo ascoltando la radio, era bellissima l'atmosfera. Dopo ho messo Tiziano Ferro, no, ho dovuto spegnere tutto. Oggi andando a lavorare in bici, non so cosa ho preso, nel giro di 3 secondi si è sgonfiata completamente la bici. Per caso dopo cammino, vado a lavoro a piedi e nel parco mi viene in mente, ho detto boh, aspetta che chiedo, mi ispirava una signora lì, gli ho chiesto: signora, sa, scusi, per caso qua in zona chi è che può riparare biciclette, più che altro le ruote, no? E mi fa, beh, a parte il negozio lì che io conoscevo, non ci avevo neanche pensato, però sai, c'è mio suocero che riparava biciclette e magari lo fa ancora, aspetta che lo sento. E allora lo chiama al telefono e così mi ha preso, chiamiamo l'appuntamento per il dopolavoro, sono passato a lui, gliel'ho lasciata giù, no? C'era te il destino alla fine, perché come orario non ce la facevo andare al negozio, né a ritirarla né a lasciarla, cioè capisci, ho un orario di lavoro che sono 8 ore, però è strutturato in un modo che non trovo tutti i negozi, le attività chiuse, no? E allora bene così, vado a prendermela domani in pausa pranzo, tanto il lavoro sarà 400 metri a fare a piedi, una roba del genere, voglio dire, quindi mi va di lusso. E oggi che mi faccio? Pennette con sugo alla norcina con tartufo. Non neanche ah cazzo, niente. Carne suina. Butto via. Sì, no, non è questione vegetariano, non vegetariano, puoi, non puoi, assolutamente. Il fatto è che, come ogni tanto ti spiego, l'abitudine alla cultura, le usanze forma la nostra personalità, i nostri modi di fare e le successive abitudini che noi prendiamo, no? Quindi io, essendo diciamo vegetariano, odio la parola, però non mangiando animali da tanti anni, per me è diventato normale non mangiarli e quindi è molto anormale mangiare per me un animale, cioè mi farebbe molto senso, capisci? È solo una questione di abitudine, un po' come mi sta diventando l'abitudine qua del camper, cioè io veramente abitandoci tutti i giorni da Natale, ripeto, tutte queste cose io non dico, probabilmente esisterà anche giusto e sbagliato, io non lo dico, non sono io il giudice di questo, però anche questo camper per me adesso non è normale vivere nelle case, non spiego i motivi perché può sembrare anche antipatico, quindi lasciamo perdere, spieghiamo piuttosto i pro, diciamo, che io vedo di vivere in questo camper, cioè le spese praticamente azzerate, gli spazi che sono sufficienti, sono giusti gli spazi, tutte le cose che ci stanno dentro, utili, non utili, e soprattutto, ragazzo mio, il fatto che io questa casa, questa cacchio di tiny house, perché quella volevo, io volevo la tiny house,
te la puoi portare ovunque. Cioè il camper lo adoro perché è la stessa tiny house che io volevo, cioè non bella come quella che volevo io, per carità, senz'altro, però con le ruote, porca miseria, cioè le ruote nella tiny house è un accessorio incredibile, ti cambi il giardino di continuo, dalla natura slovena ai nostri laghi, la montagna, cioè quando posso, giustamente adesso col lavoro, e anche adesso oggi come casa ho questo bel parco col canale, quei salici, i tavolini in legno, le sedie da picnic, il wifi che va a bomba a gratis, cioè capisci quante comodità, quante cose, no? A volte devo andare magari dall'elettrauto eccetera. L'altro giorno ho abitato fuori dall'elettrauto, no? Certo il posto non era bello fuori dall'elettrauto, però era comodo, abitavo fuori dall'elettrauto e anche fuori dal negozio dove ho comprato i due PC per separare il mio cavo da 15 metri del 220 che mi sono portato dietro. Non ho mai avuto la necessità di usarlo, però non si sa mai, è sempre meglio averlo, no? E allora però ho detto, cazzo, colonnine le trovo ovunque, cioè trovi più colonnine del 220 che rubinetti dell'acqua, le trovi veramente ovunque le colonnine del 220, no? Però, cazzo, 15 metri è scomodo. Allora io cosa ho detto? Prendo i due attacchi maschio e femmina, altri due, no? Li taglio in modo da avere un cavo da 3 metri secondo me, perché le colonnine sono quasi sempre al distributore, cioè 3 metri va benissimo. Nel caso in cui un giorno venisse la necessità di attaccarmi a una colonnina che ha 6 metri, 10 metri, 15 metri, gli attacco l'altro pezzo che mi tengo dietro, no? Adesso che ho dilungato il discorso sulla norma, camper, elettrauto e tutto quanto, cioè io parto con un discorso, finisco con non si sa mai cosa e faccio la pasta al ragù. Mi ispirava alla norma perché aveva il tartufo, no? Una pasta al tartufo con qualche spezia me la sarei fatta molto volentieri, però vabbè, ho trovato questo ragù di soia, la Barilla proviamo, se no di solito prendo ragù vegetale perché non c'è scritta la parola che io odio, vegan, vegeta cazzo qua, vegeta cazzo là. Un semplicissimo ragù vegetale ti costa niente, se li trovi con la scritta vegan ti costano minimo il triplo, mamma mia. Vabbè, sono cose che dobbiamo anche capire e sopportare standone ben distanti. E oggi mi sono fermato al panificio a prendere 2 pizzette e un panino che faceva strana cagare perché ti assorbiva perfino l'aria nei polmoni, no? Ho dovuto buttare giù acqua per deglutirlo, è una roba incredibile. Vabbè, a parte quello non era il discorso che volevo fare, il discorso è che ho preso queste 2 pizzette, no? Totale 5 euro e passa perché c'era anche il panino, quindi 2,50 euro a pizzetta. Io ricordi che adesso, non per tirar fuori sempre il solito discorso lira euro, però ogni tanto bisogna anche puntualizzarlo, altrimenti continuiamo sempre ad andare più in malora. La pizzetta io mi ricordo la pagavo 1000 lire, 1200 lire, 1000 lire la maggior parte delle volte, 2,50 euro sono 5000 lire, cazzo, è quintuplicata. Quindi io ho pagato 10 pizzette e ne ho portate a casa 2, cioè capisci? Vabbè, non è quello, è che tutti mi hanno sempre detto non devi pensare in lire, alla fine guarda cosa è successo, perché mi ricordo il primo episodio è stato, lo dico sempre, in un pub dove andavamo con gli amici, prendo sempre come riferimento la birra piccola, noi la pagavamo 3.000 lire questa birra. Questo pub ci andavamo solo d'estate, no? Quindi l'anno quando c'erano le lire, l'estate che c'era la lira, si pagava sempre 3.000 lire, questa birra piccola. L'anno successivo, che c'era l'euro, 3,50 euro, cioè neanche 3 euro il doppio, 3,50 euro, cioè. Però tutti zitti, cioè sembrava quasi facessi la figura del barbone, capisci? Almeno da noi funziona così, del taccagno, manine corte. Però alla fine, vedi, dire ma sì 1 euro, ma sì 2 euro, ma sì 5 euro, intanto ci hanno quintuplicato le cose, no? E capisco che sono piccole cose, il pacchetto di caramelle, la pizzetta, la birra piccola, però noi viviamo in fondo alla fine anche di tante piccole cose, capisci? E quindi è chiaro che poi lo stipendio non basta mai, è stata tutta colpa nostra, perché abbiamo assecondato questa cosa, anche mia, cioè
Se il pacchetto di caramelle lo pagavi 1000 lire, adesso te lo paghi 2500 lire, cioè non dovevi comprare il pacchetto di caramelle, capisci? Doveva essere così, è così che funziona il mercato, no? Siamo noi che decidiamo. Tutto, io dico sempre, tutto quello che ci sta dietro, dall'economia alla politica, a qualsiasi cosa, è solo una conseguenza, un automatismo dei nostri comportamenti, della nostra accondiscendenza, capisci? Soprattutto la politica. Io faccio sempre mia la frase del buon Rousseau che diceva: un re, un politico, un potente non è nulla, siamo noi che acconsentiamo che lui lo sia. Cioè questo si sveglia, dice io sono il re. Allora io sono l'imperatore, cioè, capisci? Il fatto è, lui è diventato il re perché tutti, il popolo, ha detto, volente o nolente, sì, ok, tu sei il re. Capisci? Quindi abbiamo poco da lamentarci della nostra politica, ragazzi. O facciamo come gli islandesi che si sono riuniti e hanno detto: boh, ragazzi, voi avete fatto i casini, avete fatto i debiti, prendeteveli e andate via, e così hanno fatto. O se no dobbiamo continuare a subirci tutto quanto, ma ripeto, è sempre solo colpa nostra, mia compresa, mia compresa. Certo nel mio canale non volevo fare la rubrica politica, però mi è venuta la spinza uguale prurito in dialetto veneto, di dire questa cosa e l'ho detta.